Miei cari amici, stasera presenteve al numero 22 da nostra casa Sumi, perché Luisella Guidetti alla chiamata una giornata per mese, dato che arrivai il suo moroso da soldato. E noi lo capiamo, lo pigliamo 20 anni, ma ossi lo capiamo. Mentre che io parlo, a continuo al Teatro Altieri Turin, le repliche dello spettacolo ritorna Mario Ferrero, al successo alle eccezionali. E il pubblico ri come Mac Mario Ferrero a sa felurie. Se quei due e voi altri ancora non avete a vederlo, che fa presa, perché l'ultima replica è mercoledì 28, senza nessuna possibilità di prolungamento. E adesso, cari amici, io lascio come al solito in compagnia di Mario Castagneri che parlerà dei nostri cruci. Ah già, ma sono a dire Luisella. Va bene, le dirò mia lei stessa. Al Ministro delle Finanze ha rendu pubblico, in questi ultimi dì, un resoconto abbastanza dettagliato ed esauriente insieme allo stato del personale e insieme alla situazione dell'amministrazione tributaria. Che le cose andassero non proprio come caduto e lo pensavo, ma che fossero in condizioni così preoccupanti e lo credo proprio non. Un proverbio dice, cose giuste mai al mondo, e Gianduia, alle ingiustizie, le è abituata sempre, ma quando castrata e batte, Roma, e per Roma intendo dire chi can guerna, non potendo battere la sela, a continua a battere il cavallo. Scurando la nota del Ministro delle Finanze, potremmo rendere conto di come finanziariamente in Italia ha spesso verificato tante ingiustizie e tante evasioni fiscali. Bisogna però rendere merito a questo Ministro, deve perlomeno parlare veramente con i denti fuori dalla bocca, senza starmi niente. Se anche gli altri ministri a seguire sul suo esempio, forse venirò a capire tante altre cose. Prima per esempio al ministro dell'interno. Ampiseria veramente sapere, anche lì, come vanno le cose. E da già che insomma, con la stessa franchezza, ampiseria sapere quale è effettivamente la situazione per lo che riguarda anche il Ministero della Giustizia e quello della Difesa. Forse, ma chissà, e capisco come mai si da noi hanno così vita facile tanti delinquenti, sia comuni che politici. Lei dice comune e politico, ma sarebbe sta in me lei si dice mag delinquente. Delinquente basta, perché i criminali hanno un'ispirazione unica, una sola, che è l'insofferenza e qualsiasi legge o freno, e la più completa asocialità. Da un po' di tempo a sta parte in Italia, è mia che se ne andata a fare ai nascet briganti. Su magnanca più tranquilli saranno tecà. Come mai tutto così? Forse è troppa tolleranza, forse è troppa debolezza, forse effettivamente esistono connivenze terbule, a parte dall'esecutore per arrivare a colcatire i figli e convince sempre di più che è un'impresa impossibile. Una cosa è certa, la delinquenza a cresce e a prospera, ma non a prospera, andò al terreno alle più favorevoli e da un po' di tempo a sta parte per i drogani d'ogni specie al nostro paese smia proprio diventare la terra promessa. Dal Medioevo a ieri assassini e pestilenza, se uno moriva giù gli altri dicevano pazienza, ma adesso di pazienza sarebbe tirarsi addosso come che si dice la sapa
e fracassese ios. La prestigiosa orchestra mandolinistica Città Turin alla registrata per la nostra ca al suo primo 45 giro, che da sia qualche settimana sarà in vendita. E adesso ho fatto ascoltare Moment Musical di Schubert. Una coppia nuova con due colonne da nostra ca. A Gnufla, Beppe Moncalè, a recita Paulin, ante le vesti da un pastissè. Buongiorno, monsieur, a desidera? Buongiorno, Chiel. Che senta, cosa che la buon? Ognole mignole. No, monsieur, chiama se l'uomo le vignole, ma certo che l'uomo le vignole. Ha su una bontà, produzione propria. Vai a canavelle, anch'io, monsieur? Ma per carità, ma neanche netto. Le pignole mita e il biglierito nel tambin. Sì, ma allora cosa mi chiama feca, scusa? Ma no, vorremmo conformarmi prima d'ordinare la torta. Ah, perché chi ha la una torta? Benissimo, noi senza tema di smentita e potremmo essere considerati i re alle torte. Oh, e non proprio contenta. E lei da manca che sia una torta, ma è che di un'ora. Com'è che la fuma, eh? Com'è che la fuma? Decora? Alla vel con la panna, con crema e marzipan magari decora? Ecco, che alla proprio indovinato meglio. La ve decora con le magnolie. Con cosa? Con le magnolie? Ma sì, con le magnolie e zucchero, tutto intorno alla torta, mi fuma del castan così bene. Va bene, noi l'abbiamo già pronte le rese, ma se sua fumna preferisce le magnolie, inviteremo le magnolie. Oh, grazie, Pantite, che è proprio tan gentile. C'è lei, no? E vengo a ritirare una un'ora, ma raccomando, non tan grossa, né, che sia intorno a un chilo, non è più. C'è lei, monsieur. Certo che il cliente strani non è, Pantite, che senta ancora un momento. Sì, candia. Ti tenerei a mettere insieme anche la scritta Viva San Mario. Viva San Mario? No, per carità, se le per una ricorrenza è giusto che sia anche il nome del santo, eh? Benissimo, provvederai, c'è lei a Patiteca, senta ancora una cosa. Cosa che io torno, monsieur? A dettagliare poi, anche io, a disegnare con la decolata anche due mole antonigliane, anzi bordo della torta. Sì, 2 mole antonigliane, vabbè. No, per carità,
Mag 2 moli antonelliane era detta, ma certo che gli fuma. È da possibile disposizione necessaria, c'era, né? Patite, Sì. patite. Sì, ma cosa che gli torna? Le torna a chiaro. Sì, forza, candia. Ma che non rabbia, ne? Catenta, stai cutata non troppo sacrifici, ne? A podria per me al centro della torta la figura del cavallo brun. Va bene, per il cavallo al bronzo io non ho difficoltà. Allora come il caffè sa già fai, sta tranquillo. Oh, sono proprio contenta, grazie. Te lei, ne? C'era, ma che era set cliente anche, ma andiamo anche a camminare sta torta, va? Catenta? E vorrei non è mia stuffiosa, ne? Partite. No, chi è la mia nana stuffiosa, chi è le proprie stuffiosa? Ma cosa che io torno, insomma, che cosa non è spaziente? Ma dato che lei dice che la spada del cavallo bronzo così come calè un piano in vaire, hai incantato per me l'uomo del cavallo con la spada in aria. Ma per carità, per un cliente come chi è, gli fuma long ed out, ma certo, la spa in aria, c'era, c'era. Direi, grazie. Sì, Partite, partite. Ma cos'è che io torno? Non so. Ma che te ne rabbia, mi moriamo anche a me, ti preso lì la ritirata di un spairatore. Sì, da 2 ore le pronte, che venga, le pronte da 2 ore, c'era. 2 ore dopo. Partite, partite, è pronta la mia torta. Ma certo, è l'uma dai Enrita, ma è notte che è una meraviglia. Vedrà che farà proprio bella figura. E gli faccio una confessione tipo regalo, sì? Ma no, non fate magari piacere di me un momento in cutel, sa? E la mangio sì. Cosa che fa, chiaro? Cosa che fa? Alla mangia, sì? Ma mia che è l'umasso! Ma con che rata di carattere! La gente è proprio vera che alla fine non è travagliare da un chioio, è proprio vera. Cari amici del nostro caso, Paulin, stavolta una canzone nuova che lei fatta a stasmana, in anteprima, il titolo è Che bello. La nuvola rosa vola e riposa ant la volta dal cielo, che bello. Ancima una rama sdondola e acciama, se vi anda un zel, che bello. La mamma le cina e abbugia una china la quota con il vel, che bello. La vita srineva, la terra riprova, a sorte dal gelo, che bello. Al son una campana, accesa lontana, a curpera al cielo, che bello, che bello, che bello. Ant la vita hai capito le cose pidrole. Sente Mac cosa che le capitai a Mario Ferrero. Giusta chiel, musiceritica guarda che le arriva una visi urgente per chiel, alla portare fattoria delle poste, anzi ma gli è scritto ande subito al deposito ferroviario, portano a ritirare, ne? Boia fatta. Ma è veduto che per chi il segreto postale le sacro è inviolabile, no? Boia fatta. Per sua norma e regola, mi e tutelo gli inquilin. E se fissa una cartolina esplosiva, Ad ogni modo, a strada una cosa importante. Calesa, presentarsi subito per il ritiro di una mucca. Una mucca? Ma boia fatta. Ma come che sarebbe a di? A saria di una vaca.
Grazie, lei capilo, una vacca. Ma chi caleca alla spedime una vacca a me? Hai scritto, Cassetta, mittente, Giuseppe Drovetti Oddalengo Piccolo. Boia faz, dan boia faz. Giuseppe Drovetti da Udleng, ma le mia barba Pinot, alla per spedime una vacca. E me lo diceva sempre però, una volta o l'altra e mando un bel regalo dal paese. E mi spetta, finalmente. Hai un bel regalo o no? Boh, sale content chiel, ma adesso cosa ne fa? Cosa me ne faccio? I vado di corsa al deposito, no? Poi fatto. E lei ti assicura tutti i dì. Magari per fine vendi un po' a chila. 2 litri e pia sicurissimamente anche la ucata dal terspian. Poi, pensi a Roma. Adesso devo scappare subito. Magari alle stracca, alla fama, alla 6, povera bestia, e vado, ne? Voglio fare una vacca. E cadia un po', che venga sì, cadia un po', che la porta? Ma penserai, per adesso l'importante è le ritirela. Scusa, chi la alle buone a muse. Ma perché che la piame? Mi sono cittadina, non è che a Turin. Ma cosa spiega una minuta? Cosa vuol dire ritirela? Lei già c'ha mai in 2 che la porta? Ma per adesso la butteria in la corte. E chi la per piacere mi procura un po' d'erba fresca. Erba fresca? Boia fa. Anche la corte? Ma chi ha le matte? Ma perché la porta niente al solo oggi, Perché la porta niente al solo oggi? Perché il mio loce le torcite e poi per non fare le scale. Già, se no se la porteria anche in te qua. Ma che scusa, madamin, la signora dal prim pian ha la 2 gatti che manda una spusa che fa ne vai, boia fare. La vedova che sta in faccia a me ha l'angarita in can che baula sempre, alle stai ciuto ma quella volta che le noi ladera mia qua, forse alla via paura, boia fatto. Dan boia fatto. Qui dal terspian alla una dosena di canarin che alla mattina si incura attacca una cagnara a un salpugel che fa amni l'urt. E mi per niente una vacca? Perché? Alle scritte nel regolamento del condominio vietato tenere le vacche? No, E allora? Cassenta, chi è la per di tutto l'un cavelle. Mant la cur, la sua vacca alla vita propenente. Mia telefono all'amministratore. E poi Roma. Buon culli. Campata non parla, ne poi fatto. Se mi parlo man rabbio, ne poi fatto. E poi, ant la curt alle mei una vacca che è sacchiata dell'amnis, illudio mi, anche il poeta hai piacere alla vacca, caro mio. Anzi, somo la vacca, ben la sua perde, alle lì stesse. Tomo, o pio bove, emite un sentimento. Boia fatto. E la chiamerai Bianchina. Musicceretti, casgava dant la testa l'idea di vedere quella bestiasa della corna, Ma Casparvetta non a chiamare bestiasa, ne? Non sa neanche la regalarmi una barba Pinot. E poi secondo chila, cosa dovrei fare? Boia fatto. Non vuoi fare? A pasteria porterà dal maslè e distribuire un pochettino a cicina al casamento. Già. A saveisa calempesche mangiurengan tu che ti cazzo zuppiletto. Ma già, mi ma su Bianchina, per fare piacere a chila. Madama, la vacca, aie, barba pinota la damna, e guai a chi me la tuca, ne? Perché mi son come Napoleon. E poi fatto. Oh, basta, Napoleon alla via una vacca. Santa ignoranza. Perdumane un pitten, Mi vado alla stazione e chi la incammina a dorme il cancello della corte. C'era? Ma chi è lì a sta fresca? Per adesso intanto in cammino telefoni subito a Madama Lina. Pronto? Madama Lina? Aver sapere una cosa? Da sin poco forse avrò una vacca in tal casamento. Cosa? Come dici? Oh sì, lo sai, ma questa sì. È proprio una vacca vera, con 4 gambe. Sì. Musicceretti?
Alen regalazzo barba. Sì, la curte. Guarda, ne? Fuma man una petizione. Fuma una petizione. Oh, che ma scusa, ne Madalina, che ma scusa, ma vedo Musiceruti sì che torna. E facciamo turno dopo, ne? Cerea. Musiceruti, ando alle la vacca? Alla pensa insieme? Boia faz, dan boia faz. Appena fuori dal portone, la incontrò una fattoria della posta con un'auta vis. Un'altra vacca? No, era un fattoria che era naso. Era un'errata corrige. E che bestia è lì? Ma che bestia de jet! Era un errore che il fattoria alla poi spiegamlo. Il collega mio si sbagliasse. Nello scrivere l'avviso di precedente compilazione dove sta scritto per il ritiro di una mucca, leggesi invece per il ritiro di una zucca. Errore di sbaglio, caro Monzio. E allora? Niente vacca? Un'accusa. Oh, ma d'armagine, incamminava proprio a piasaime l'idea. Anfonde, una vacca la curte. Ma chi sei che feste che hai fasio? Chi sei che feste che hai fasio?